Appuntamenti in agenda per domenica 17 maggio. Quarta edizione della pedalata per Christian, prova del campionato regionale di cicloturismo a Casarza Ligure, ritrovo alle 7:30 in piazza Unicef per la partenza alle 8:30. Seconda giornata per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore, la mostra mercato di fiori e piante ornamentali, dalle 9 alle 20 in tutto il centro storico, alle 16 visita guidata della città con ritrovo in piazzale San Francesco. Il Musel di Sestri Levante celebra la giornata internazionale dei musei, ingresso gratuito per bambini e ragazze fino ai 18 anni, orario di apertura dalle 10 alle 18. La banda di Santo Stefano d'Aveto compie 170 anni, diverse le iniziative in programma. Alle 10 l'inaugurazione della mostra fotografica e strumentale itinerante dedicata alla storia della banda. Alle 11 la Santa Messa commemorativa al santuario di Nostra Signora di Guadalupe. Alle 15 il concerto presso l'anfiteatro del Parco degli Alpini. Festa della Santa Croce al Passo della Crocetta di Rapallo, alle 10:30 la messa nella cappellina con la benedizione delle due vallate, alle 12:30 il servizio ristoro a cura dei volontari della parrocchia di San Maurizio di Monti. Evento pubblico per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente Nazionale Sordi. Alle 11 all'Istituto Assorotti di Chiavari sarà celebrata una messa per le persone sorde con la traduzione in LIS. Nell'ambito del calendario dei concerti aperitivo al Teatro delle Clarisse di Rapallo alle 12 si esibirà il quintetto d'Albertis che proporrà musiche di Hummel e Schubert. Tappa a Sestri Levante per la pedalata Bimbi in Bici, punto di ritrovo al Parco Mandela alle 14:45, partenza alle 15:15. La pedalata si snoderà attraverso le piste ciclabili e le vie cittadine. L'arrivo è previsto intorno alle 16:30 alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, dove ci sarà la merenda offerta a tutti. Il gruppo teatrale Misce e Maciapei arriva al Teatro Govi di Genova con la commedia in 2 atti Io, Alfredo e Valentina, con la regia di Luca Poli e la scenografia di Carlo Macellari. Concerto dei giovani della Filarmonica di Chiavari per raccogliere fondi a favore della Casa dell'Orto della Carità. L'Auditorium di Largo Pessagno a Chiavari, a partire dalle 15 l'esibizione di diversi gruppi e del Fila Free Lab, alle 17 concerto degli apparecchi acustici. In occasione del secondo appuntamento con la Casa del Pensiero a Santa Margherita Ligure, alle 15:30 Villa Durazzo incontro con Lorenzo Maragoni e Pino Petruzzelli e gli studenti della Casa del Pensiero sul tema Come scrivere poesie di pace. Fitoterapia dalla natura, la cura è il titolo dell'incontro in programma all'Abbazia di Borzone a Borzonasca. Dalle 15:30 interverrà Patrizia Moroni, specialista in medicina integrata.